per questa ondata di caldo che sembra destinata ad aumentare anche fino a 45 gradi. Quindi per la prima volta nella storia il servizio meteorologico francese ha dichiarato l'allarme rosso in Francia, in effetti, in tante regioni della Francia. Quindi le temperature previste saranno da 42 a 45. Quindi a partire da ieri è stata emessa questa allerta meteo per il caldo in effetti. Quindi si raccomanda a tutti, come ho detto già io in altri video, di non uscire in certi orari. Quindi diciamo per la prima volta anche il servizio meteorologico francese attiva l'allerta meteo per il caldo. Quindi sono previsti massimo fino a 45 gradi, quindi hanno detto che questa è una minaccia per persone che non stanno bene in salute, per i bambini, quindi gli anziani, come di solito diciamo sia. Quindi questo caldo non è solo italiano ma è a livello europeo, quindi anche i francesi stanno soffrendo questa ondata di caldo che purtroppo ancora tuttora ci sta diciamo massacrando quasi. Quindi che possiamo fare? Non possiamo fare nulla anche perché le temperature sono destinate ad aumentare e non a diminuire. Quindi forse mercoledì e giovedì arriverà un po' di perturbazione verso l'Italia, verso il centro-nord, ma sarà una cosa passeggera, quindi potrà essere forse un po' violenta, però di certo non sarà rinfrescante come, anzi secondo me sarà peggio perché se fa un po' d'acqua poi sai il calore che si sprigionerà, quindi diciamo è un casino. Purtroppo il clima è sempre più impazzito come dico io, oramai non mi meraviglio quasi più di nulla, quindi dobbiamo fare solo massima attenzione a non uscire in queste ore particolari che sarebbero dalle 11:30 fino alle 6 della sera. Sì, ciao Giovanna, ciao. Quindi in effetti ragazzi il clima è impazzito in tutta l'Europa, in tutto il mondo, quindi non è un problema italiano ma è un problema a livello europeo. Partiamo che l'allerta, diciamo, bollino rosso la Francia non l'aveva mai fatto nella sua storia. Come dico io, c'è sempre una prima volta, quindi ha fatto questa allerta per il caldo eccessivo. Ragazzi, vi auguro una buona serata e attenzione sempre al caldo, fate massi e bevete molto, mangiate molto leggero. Ci sentiamo al prossimo video e come sempre ci aggiorneremo su varie cose. Quindi questa è una cosa è uscita poco fa e sì sì brava. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video sperando sì sì qualcosa di buono prima o poi succeda. Però anche se non ci credo tanto, quindi lo dico tanto per dire, per sdrammatizzare, ma bravo degli alieni, solo loro ci mancano, postiamo a posto. Quindi ragazzi al prossimo video e vi auguro una buona serata.